Io condivido quello che ha detto in questi giorni, ieri anche Maroni, insieme a Zaia, insieme a Toti, anche se è finita la campagna elettorale, quindi sicuramente non si può dire che siano queste dichiarazioni da campagna elettorale. Sono ricominciati e quindi tenuti fermi per alcune settimane questi nuovi arrivi di profughi e adesso è previsto, insomma, sia in Veneto che in Lombardia che in tutto il nord, uno smistamento molto pesante. Noi continuiamo a dire di no, lo continuiamo a dire e per fortuna che abbiamo adesso 3 governatori forti che lo dicono e che sosterranno anche le iniziative dei sindaci. A questo punto anche noi sindaci tutti assieme, anche della provincia di Padova, dobbiamo dire no a questo tipo di accoglienza completamente disorganizzata, perché non si può pensare di scaricare le responsabilità di una mala gestione a livello governativo sugli enti locali, sui sindaci, sulla popolazione, magari prendendo in affitto delle case private. Io penso che questo sia un sistema completamente sbagliato. Spero che questo serva al governo per andare a battere i pugni a livello europeo, perché l'Italia non può essere lasciata sola in un momento così difficile. In queste 24 ore abbiamo avuto 6.000 nuovi sbarchi, sono numeri da invasione e non è un problema che può essere scaricato solamente sull'Italia, ma deve farsene carico l'intera Europa. È vero che in Veneto la percentuale di profughi per ora è abbastanza bassa, ma deve essere tenuta in considerazione che quello invece che è l'alto numero di immigrati e di immigrati clandestini e quindi le cose andrebbero calcolate tenendo conto dell'immigrazione che è già esistente nel territorio, come è molto alta a Padova, perché superiamo il 15% e in alcuni quartieri come l'Arcella arriviamo anche al 30%. Noi continuiamo a dire no. Ne ho parlato anche settimana scorsa anche col prefetto, cioè il comune di Padova continua a rimanere fermo da più di un anno in questa posizione, quindi non metteremo a disposizione alloggi comunali, quindi né case dell'azienda territoriale né case del comune né altri tipi di fabbricati che non sono consoni per questo tipo di attività.